Seconda parte di Sette in Punto, continuiamo a parlare di giovani talenti e che talenti. Abbiamo qui con noi Nicola Simone, direttore d'orchestra. Buongiorno. Salve, E buongiorno, benvenuto. buongiorno. Sei un direttore d'orchestra giovanissimo che lavora molto all'estero e hai vinto il primo premio del Young Veneto Excellence Award, concorso delle giovani eccellenze venete, terza edizione. E tu sei stato premiato nella categoria attività sociali, culturali e sportive. Esatto. Direttore d'orchestra, costretto sempre e comunque a lavorare all'estero perché all'estero si è più apprezzati e anche più pagati? Allora, per noi artisti è fondamentale lavorare ovunque, non bisogna precludere qualche strada. Ho cominciato qui in Italia, continuo qui in Italia, ho fatto delle belle esperienze all'estero, tra cui recentemente sono stato in Corea, a Seoul, però è chiaro che data la crisi economica che un po' ha colpito il nostro paese, all'estero la cultura sta un po' meglio, ecco. Poi bisogna vedere in che paesi, questo è chiaro. La cultura sta un po' meglio perché ne riconoscono il valore e invece noi non riusciamo a dare il giusto peso di questo patrimonio che abbiamo e forse abituati troppo a stare in mezzo al bello non riusciamo neanche più a riconoscerlo. Che domandona. Forse è proprio così. Sicuramente è una componente fondamentale quella economica, ma anche dipende proprio dal punto di vista, dal modo di pensare. Personalmente la mia primissima esperienza è stata all'estero, intendo dire, è stata in Bielorussia nel 2008. Ho debuttato lì appunto con l'orchestra di Minsk, anche con il coro di Minsk, per il festival dedicato a Vivaldi, quindi ad un italiano, tanto per cambiare. Quella è la mia primissima volta fuori dal paese come musicista. Io ero veramente allucinato dalle televisioni, dalla presenza proprio di televisioni, di giornalisti, di tutta questa attenzione che qui io non avevo mai avuto. E anche del giusto riconoscimento dal punto di vista economico. Viene visto come un lavoro ed è un lavoro. Qui l'artista è un po', sì, ok, fai l'artista e poi cosa fai? Sembra un po' un dilettante, capito? uno che lo faccia per Esatto. hobby. Eppure, se all'estero abbiamo tutti questi riscontri, come mai, tu parlavi di una questione economica, ma come mai in Italia non si riesce a trasformare l'arte, la creatività, la musica, la cultura in un bene che faccia reddito, ma non inteso in maniera speculativa, Certo. ma proprio inteso come attività, professione decorosa e che anzi... È difficile, nel senso, è proprio probabilmente per una questione di modo di pensare. Perché il prodotto comunque attira. Il prodotto ce n'è talmente tanto, forse proprio per questo ce n'è troppo quasi, perché andiamo dalle bellezze architettoniche a quelle artistiche, a livello proprio di pittura, a quelle poi musicali, a quelle culinarie, quindi è veramente un paese pieno di risorse. E forse anche un po' per quello facciamo fatica a confezionare queste risorse. Siamo troppo dentro, bisognerebbe allontanarsi un po' per capire esattamente cosa abbiamo. È tanto, è davvero molto. Stiamo vedendo un video, quindi magari ti ascoltiamo anche. Adesso chiediamo alla regia se può alzare l'audio, così insomma, abbiamo modo anche di apprezzarti nell'esibizione. Qui stai dirigendo all'estero? Sì, questa è una registrazione dello scorso settembre in Corea, a Seoul, alla Daehyang Hall della Sejong University, una sala da 3.000 posti immensa e con una buona acustica. Ovviamente tutti gli spazi teatrali sono moderni, non abbiamo teatri antichi o di tradizione.
Tu dirigi orchestrali non italiani, c'è una differenza tra i musicisti italiani e i musicisti del resto del mondo? Sì, ovviamente c'è una differenza culturale a seconda dei vari paesi, abbiamo una maniera diversa forse anche di interpretare o di suonare. Certo in Oriente abbiamo un alto livello tecnico, però musicalmente il lavoro da fare con gli orchestrali è un po' diverso, ecco, non è così spontaneo. Noi veramente abbiamo la musica nel sangue, esatto, chi fa questa professione. Certo, sì. Questo lo una questione avverti. culturale, è chiaro che c'è una distanza geografica notevole tra l'Europa, questo era un gara lirico, quindi il gara lirico italiano, e di conseguenza, in questo caso abbiamo sentito Bizet, comunque europeo, ecco. Molto distante dalla Corea, da Seoul, per cui è anche per una questione culturale, qui noi lo sentiamo un po' tutti i giorni, siamo proprio immersi nella musica, nell'arte, lì sono fisicamente più distanti, ci vuole un po' più di tempo forse anche per capire certe cose, la lingua è diversa, meno male il francese, questo era Bizet, come dicevo, era Carmen, È una lingua romanza. siamo vicini, la capiamo, lì è completamente diverso. Però lì rimangono come in preda alla sindrome di Stendhal, qui non ce ne rendiamo conto più di nulla. Come fare a trovare un giusto mezzo? So che tu appunto fai questa attività, fai con il direttore d'orchestra all'estero, ma hai molte attività, molti progetti, no? Da libero professionista a Padova e in Italia. Insomma, insegni pianoforte a scuola, in un liceo scientifico. E hai anche dei progetti per la promozione della musica lirica? Sì, proprio tra qualche mese partirà la seconda edizione dell'Accademia Lirica Internazionale, organizzata dall'Associazione Arties in collaborazione con il Circolo della Lirica di Padova. È un progetto davvero importante, partirà a febbraio a Palazzo Zacco Armenia in Prato della Valle e finirà a giugno. Il corso è finalizzato alla produzione dell'opera Rigoletto. Al termine i migliori cantanti debutteranno al Marghera Opera Festival, che è un grosso festival organizzato dal Comune di Venezia in collaborazione con la Fenice e Musiché Venice Theatre Company. Quindi questo è il nostro prossimo progetto e facendo riferimento agli anni passati avevamo davvero tantissime presenze dall'estero. Ma al di là delle presenze dall'estero, visto che tu in qualche modo insomma ce l'hai fatta, ci sto provando. Sì, però insomma, riesci a lavorare della tua passione, riesci a vivere con la tua passione, lo consiglieresti a dei ragazzi che magari in questo momento di crisi rischiano di rinunciare alle loro attitudini artistiche per ripiegare magari su un'attività da un'occupazione magari certa che non è consona alla loro predisposizione? Nulla è ormai certo. Per cui tanto vale rischiare nell'arte, tanto vale fare quello per il quale si è portati e seguire le proprie ambizioni con lo studio ovviamente, perché mica ci si può improvvisare su una professione, in una professione. Cioè, io ho studiato per tantissimi anni, sto continuando a studiare e ovviamente ci vuole molto impegno, dedizione e studio, come ho detto. Tu sei pianista, nasci come pianista, per diventare direttore d'orchestra è necessario saper suonare almeno uno strumento, bisogna saper suonare più strumenti o si può saper leggere la musica e basta? Insomma c'è uno studio notevole. Io ho iniziato con lo studio del pianoforte perché da piccolo i miei genitori mi avevano un po' indirizzato verso quello strumento che didatticamente è abbastanza utile per i bambini per iniziare. Poi mi sono iscritto al conservatorio, ho fatto gli studi di pianoforte, composizione, direzione di coro e poi direzione d'orchestra, quindi proprio in quest'ordine è un arrivo. Sì, infatti di solito il direttore d'orchestra ha qualche anno più di te, insomma. Sì, ma comunque bisogna partire presto, sì. A che età hai iniziato a suonare il pianoforte? 8 anni. 8 anni che in un'età media, sì, è giusta per iniziare. Sì. E hai iniziato a suonare il pianoforte con i pezzi classici, perché anch'io tanti anni fa, poi la mia carriera di pianista è morta sul nascere, però io volevo suonare il pianoforte per suonare i pezzi moderni. Infatti andavo a caccia degli spartiti delle canzoni di Bennato, per dirti, alla mia epoca, e suonavo questi pezzi, magari mettevo un pezzo di Per Elisa, poi ci attaccavo, ecco, allora volevo capire insomma quell'approccio. Anch'io perché ho 8 anni, poi dipende anche
dalla famiglia. I miei sono assolutamente profani dal punto di vista musicale, quindi io mi sono avvicinato perché mi piaceva, facevo quello che il mio insegnante mi dava e ero ovviamente molto più attratto verso la musica pop, la musica leggera. Non conoscevo la musica classica, questo è il motivo. Poi con gli anni, poi iscrivendomi qui al conservatorio, ho conosciuto anche tutto un altro mondo e mi sono appassionato. Quindi questa è stata un po' la ragione. Io ho molti allievi di varie età, ecco, che vanno dai 7-8 anni fino ai 18 e diciamo che sono attratti dal bello, come un po' tutti. Quindi Sono l'armonia. entrati... Come? Dall'armonia. Ma certo, perché delle se presenti note. un brano che è bello, che è affascinante, che dà soddisfazione, che sia classico, che sia moderno, lo suonano. Cos'è la Perché musica? E con questo concludiamo questa... che cos'è la musica? La mia ragione di vita forse. E Se cosa non può potrei. essere per tutti, anche per quelli che magari non la sanno suonare, non la sanno dirigere, ma la possono saper ascoltare? Ecco, un grosso background culturale che serve a tutti. Quello che il messaggio che vorrei passare è il seguente. Sarebbe bello che la musica fosse insegnata un po' di più nelle scuole, perché l'abbiamo sì un po' nella scuola elementare in maniera così, un'infarinatura un po' alle medie e poi basta. È un peccato perché lo studio della musica non è facile, non è assolutamente facile, ci vuole molta concentrazione e non capisco come mai venga così lasciata come, non so, fanalino di Potrebbe essere una coda. buona palestra di vita? Oh, sì, di vita e anche per la mente non è facile e soprattutto è una maniera per non so, sviluppare la propria personalità e per esprimersi. Quindi Io una buona... ringrazio Nicola Grazie, Simoni, grazie a te. direttore d'orchestra, in bocca al lupo per la Crepi il tua lupo. carriera che sia sempre più sfolgorante, anche una testimonianza che l'arte, la cultura, le discipline che nascono dalla creatività possono rappresentare un futuro per i nostri giovani. Torniamo subito dopo con un altro giovane talento, tra pochissimo, grazie.